L'elemento gastronomico ormai non è compreso nella vita di ogni giorno, invade la vita di ogni giorno, perché siamo stati abituati attraverso articoli, attraverso servizi radio-televisivi a essere più attento non solo come mangiamo, ma quanto mangiamo e la qualità. E anche la disponibilità che può avere un elemento per arricchire la nostra tavola. Questo libro è interessantissimo, è una cena perfetta. Cosa vuol dire? Non è proprio la cena perfetta. E sono state raccolte delle ricette che vanno dalle orecchiette, che vanno alla torta, che vanno da un insieme di faccende che si trovano anche per natura a disposizione, come il pollo rospante agli agrumi e l'immancabile aceto balsamico. Questa è la vita, d'altra parte questa è la nostra vita gastronomica. Bellissimo questo libro, La cena perfetta. È una cena che possiamo fare con gli elementi che spesso nel Veneto, ma anche non solo nel Veneto, sono a disposizione. La lasagna con gli asparagi può essere un mangiare, un elemento gastronomico sia del Veneto o anche dell'Emilia. E così pensiamo ad altro, la velluttata di mandorle. Beh, la velluttata è un elemento molto adatto agli anziani. Io quando voglio così disturbare la mia consorte, le dico di prendermi una velluttata, ma che abbia un certo discorso di efficacia negli aromi presenti. Questa con le mandorle è veramente interessante. Poi il tonno scottato, va bene, il tonno, noi non abbiamo dei tonni, vengono da altre nazioni più a nord, ma il limone e le olive, ecco, ci sono due elementi che ormai nella gastronomia, l'aceto balsamico e il limone. Non sono molto d'accordo perché per me l'elemento va bene, più naturale ancora. Ma c'è un bellissimo disposizione, le ostriche fritte. Io le ostriche ne mangio, le divoro, non mi piacciono fritte, ma se vedo un elemento così mi viene voglia anche di ritornare a mangiare le olive. Cioè no, bellissimo questo, ecco questo, crema alla camomilla. Mai avrei pensato che ci fosse un elemento positivo per mettere la crema con la camomilla, ma ci vuole la panna fresca e ci vogliono tempi e un quibus vegetariano. Suggeriscono anche per bere un buon ramandolo, che è un po' un vino a disposizione sia specialmente nel nord Italia, e la crema alla camomilla esige 400 millimetri di panna fresca, millimetri, non so perché chiamano millimetri. Ma questo verrebbe i carciofi con salsa e pepe rosa. Non sapevo che esistesse, so che adesso esiste, ma ultimamente il pepe e anche il pepe rosa, quindi vede quanto è importante la situazione in genere.